Il potere mafioso ha stabilito sull'isola un clima di violenza che avvelena i rapporti tra la gente. Periferie anonime, talvolta persino prive delle fognature, sono cresciute in condizioni di massimo degrado sociale. Abbandonati a se stessi, questi quartieri sono diventati inferni urbani, dove la criminalità non ha freno. L'economia si basa sull'assistenza dello Stato, sotto forma di sovvenzioni di opere pubbliche e pagamento di pensioni. La Sicilia riceve dallo Stato più di quello che dà. Questo non è il delirio di un politico razzista e manco l'opinione di qualche giornalista o scrittore sconchiuduto. Queste frasi fanno parte di un libro di testo destinato agli studenti. La regione siciliana si innaduna e fa causa alla casa editrice, che venne condannata in primo grado al risarcimento di 50.000 euro. Invece in appello il risarcimento è annullato e picca giorno a narrere la Cassazione conferma la sentenza. Non volemmo discorrere di sta sentenza, ma domandammo al professore Massimo Costa del Movimento Siciliani Liberi ciò che ne pensa Iddu di sta vicenda. Ma a cosa ne penso? Bisogna ricordare quali sono i passi di questo libro, incriminati per così dire. Io non lo so se chi ci ascolta è d'accordo nel sapere che in un libro destinato a bambini, possiamo dire di 11 anni, è scritto che la Sicilia è una terra da evitare, è scritto proprio così. È scritto che la violenza mafiosa domina i rapporti interpersonali, quindi immagino anche quelli vostri familiari, amicali o altro, e impedisce ogni attività economica, tutte, senza esclusioni. Poi sono dette altre falsità, come quella secondo la quale la Sicilia riceverebbe dallo Stato più di quello che dà, cosa assolutamente falsa. La Sicilia è una regione che consuma più di quello che produce. In una parola, tutte queste parole, oppure l'inferno delle periferie, come se le periferie di Bruxelles, di Parigi, di Roma, Milano fossero dei paradisi e quelle siciliane fossero delle periferie particolarmente invivibili. Tutte queste cose, tutte queste falsità sono state sdoganate da una sentenza della Corte Costituzionale che ha fatto appello alla libertà di insegnamento. Innanzitutto ha riconosciuto questa sentenza come vere, queste cose, o comunque ha detto di non potersi occupare della sentenza di secondo grado della Corte d'Appello, si è trincerata dietro la legittimità di cui si occupa la Corte di Cassazione. Però siamo in presenza di una violazione dell'articolo 3 della Costituzione, quello sull'uguaglianza dei cittadini. Se si fosse parlato male di altre minoranze, delle persone di colore, delle persone di religione ebraica, giustamente oggi saremmo tutti indignati. Invece se si parla male dei siciliani si dice che tutto sommato è vero, si può dire che la Sicilia è in sostanza parassita e mafiosa. Questo naturalmente fa il gioco della mafia. Allora io rispetto a questo, diciamo, e anche il movimento che rappresento, Siciliani Liberi, abbiamo lanciato un'iniziativa. Se la Corte di Cassazione ritiene che faccia parte della libertà di insegnamento poter scrivere queste falsità discriminatorie che educano all'odio gli altri italiani nei confronti della Sicilia ed educano i siciliani a sentirsi complessati, ad invertire l'onere della prova, cioè a dover dimostrare una volta che cercheranno lavoro o nella vita che non sono come tutti gli altri, che loro non sono mafiosi, quindi nascono con questo peccato originale. Diciamo che esiste anche un'altra libertà di insegnamento, che è quella dei docenti. I docenti delle scuole siciliane possono non adottare il libro di geografia della edizione Principato, siamo in questo periodo, in un periodo di adozione dei libri di testo, anzi possono non adottare nessun libro di una casa editrice che si presta a queste discriminazioni razziali. Questa è la nostra indicazione che estenderemo anche con delle nostre comunicazioni a tutti gli insegnanti siciliani che sono nel continente, invitando loro a scrivere una lettera alla casa editrice Principato in cui chiedono, per interrompere questa moratoria sui libri di questa casa editrice, la cosa più semplice, che questo libro ignobile venga tolto dal commercio. Episodi discutibili quando si parla di Sicilia succedono spesso magari in tali mezzi di comunicazione. Per esempio, qualche giorno narrere, da una puntata di Petrolio, ci fu un altro attacco all'autonomia siciliana.
Sì, conosco questa edizione della trasmissione Petrolio e vi racconto un piccolo giallo. La produzione mi aveva contattato con uno degli esperti della questione finanziaria siciliana e quando però ho detto per telefono che avrei raccontato una storia diversa rispetto alla solita storia della Sicilia che è la palla al piede dell'Italia, avrei voluto dire alla televisione, alla RAI, che le cose stanno esattamente al contrario, cioè che è l'Italia, lo Stato italiano, che deruba la Sicilia di miliardi di euro l'anno, portando dei dati a sostegno di questo, mi hanno detto, beh, intanto mi avevano fissato un appuntamento, ma poi me l'hanno rinviato dicendo la troupe si trova in questo momento a Modica, la ricontatteremo, poi non mi hanno più contattato, poi la trasmissione è andata in onda dicendo le solite falsità sulla Sicilia e alle mie giuste rimostranze hanno detto beh si tratta di scelte editoriali, noi non censuriamo nessuno, però è curioso che queste scelte vadano sempre nella stessa direzione e soprattutto siano mirate a non fare sapere ai siciliani e agli italiani quali sono i reali rapporti di sfruttamento dell'Italia sulla Sicilia e allora facciamoci lo sapere ai siciliani zoccona roba l'Italia.